Ma intanto ricordiamo che il governo e la Presidente del Consiglio è stata di parola, la coerenza del Presidente Meloni c'è fino in fondo rispetto all'autonomia. Poi cominciamo col dire, perché qualcuno dice ma anche le regioni del sud sono contrarie. Certo, le regioni governate dal centro-sinistra al sud, ovvero la Campania e la Puglia, perché la Calabria ha dato l'ok, la Sicilia ha dato l'ok, la Basilicata ha dato l'ok, il Molise ha dato l'ok, cominciamo anche a dare una comunicazione che sia corretta. Non è il sud, ma è il centro-sinistra al sud. Una questione politica, anzi partitica, più che territoriale, non tanto sud contro nord o viceversa a seconda dei punti di vista, quanto centro-sinistra contro centrodestra. Luca Zaia dalla Fiera di Godega di Sant'Urbano torna sul via libera dato dalla Conferenza delle Regioni alla riforma Calderoli. Ok espresso nei giorni scorsi senza il placet di Puglia, Campania, ma anche Emilia-Romagna e Toscana. Sullo sfondo inoltre i rilievi formulati al disegno sull'autonomia dall'Anci Nazionale, la realtà che raggruppa i sindaci. Anche qui, più che guerre fra territori, il governatore vede il rischio di una balcanizzazione politica. Alla domanda quanto possa pesare nella partita autonomista l'effetto Schlein in casa PD, la risposta è secca. Quando si offende il progetto, a mio avviso si manca di rispetto al Capo dello Stato, che nulla ha avuto da dire, anzi dice questo è in linea con la Costituzione. Dall'altro dico una cosa, o l'autonomia la facciamo per scelta noi oggi, o qualcuno la dovrà fare per necessità. Autonomia che consentirebbe di superare quei lacci burocratici che stanno impedendo, per esempio, di tagliare il nastro al penultimo tratto di Pedemontana Veneta. L'innesto sull'A27, i lavori sono conclusi. C'è un tema diciamo, di centraline elettriche per il casello, da quello che mi è stato detto, ma insomma un problema che non è un problema perché è risolto. Problema di scartoffie perché siamo in Italia, questo sicuramente, perché qui non è solo l'apertura ma è anche l'innesto su un altro tratto di un altro concessionario, però insomma a marzo si chiude questa partita e dopodiché lavoriamo e attendiamo la grande apertura fino a Montecchio che io spero si riesca a fare entro l'estate.